Siamo con Stefano Battaglia in rappresentanza dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Venezia. Avete aderito a questa iniziativa della Comunità di Venezia su un protocollo d'intesa perché va agevolato verso la popolazione, quindi coinvolgendo un po' tutti, la possibilità di accedere a dei finanziamenti che in realtà sono straordinari da parte del governo, però tante volte la burocrazia e la non conoscenza blocca, e anche le regole qualche volta bloccano l'accesso a queste ristrutturazioni che però possono dare dei grandi vantaggi al territorio, all'ambiente e alle tasche. Vero, siamo ben volentieri seduti a questo tavolo e quindi volentieri partecipi e cofirmatari del protocollo d'intesa, perché crediamo che un'attività fatta in modo congiunto con professionisti, e siamo in rappresentanza degli ordini professionali, le imprese, gli amministratori di condominio, possa portare a dei risultati positivi. Il tema della riqualificazione è all'ordine del giorno, il patrimonio è vastissimo e quindi poter accedere ai finanziamenti attraverso un'attività congiunta che porti a un progetto unitario è fondamentale. Lei pensa che un accordo tra tutti i professionisti e tutto quello che ruota intorno alla ristrutturazione possa aiutare le persone o è anche solo un problema economico? No, non è un problema economico, perché è lì che si basa l'aspetto della riqualificazione, cioè noi abbiamo un patrimonio, dicevo, vastissimo, abbiamo costruito moltissimo, però abbiamo costruito con tecnologie ormai obsolete. Ecco che gli interventi congiunti degli artigiani che si occupano della materia, dei professionisti, ripeto, e degli amministratori che devono fare anche loro azione così di mediazione culturale è fondamentale.